Era in piazza in centro a Vicenza ad aspettare l'autobus e ha riconosciuto a bordo i suoi rapinatori. Dopo aver contattato la polizia, le volanti hanno intercettato il mezzo e accertato dopo il controllo che c'erano i due sospettati. I due, entrambi minori, dopo aver in un primo momento negato le loro responsabilità, hanno accompagnato i poliziotti nel luogo, in zona Campomarzo, in cui subito dopo la rapina ai danni di due coetanei quindicenni, lo scorso 5 febbraio, avevano nascosto il coltello a serramanico con cui avevano minacciato le due vittime per farsi consegnare alcune decine di euro e poi scappare. Nella disponibilità di uno dei due giovani è stata rinvenuta anche della marijuana in una quantità compatibile con l'uso personale. Gli autori della rapina, entrambi quindicenni e vicentini incensurati, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, poiché responsabili del reato di rapina aggravata in concorso e riaffidati ai propri genitori.